Nel campionato di seconda categoria girone E, nona vittoria consecutiva per la capolista sommatinese, che va a vincere il derby esterno con il Don Bosco Mussomeli con il più classico dei risultati. Risponde per le rime l'Atletico Montallegro che passa sul campo di Acquaviva con il risultato di 2-4, con i gol di Giaretti, Forte e la doppietta dello scatenato Intelicato. Grazie a questo successo, la compagine del presidente Giuseppe Curallo e del tecnico Agostino Guccione raggiunge in seconda posizione il Don Bosco Mussomeli. Nella cittadina dell'entroterra agrigentino, i tifosi biancorossi sognano il salto di categoria, magari con gli spareggi playoff sempre più vicini. E domenica prossima c'è la ghiotta occasione per spiccare il volo, ospitando al Giovanni Marziani l'attuale comprimaria in seconda posizione, vale a dire lo stesso Don Bosco Mussomeli. C'è area di festa in paese, per questo appuntamento importante sono in programma grandi festeggiamenti sugli spalti. Vincono tutte quante anche le altre agrigentine. L'Atletico di Cata con il Vallelunga, il Muxar in casa con la nuova Petiliana per 1-0 e l'Alessandria della Rocca fuori casa sul campo di Resi per 1-2. Accorciano e raggiungono la seconda posizione, dunque l'Alessandria della Rocca e l'Atletico Montallegro. Risale la china anche l'Atletico Licata, mentre compie un bel balzo in avanti il Muxar, che lascia la scomoda ultima posizione. Non si è giocata la sfida Eraclea Mino a Marianopoli, che verrà recuperata il prossimo 11 marzo, in seguito all'improvvisa scomparsa del capitano della squadra nissena Gaetano Fiorella.